Lo storico Paolo Volpato ci guida attraverso il percorso storico del Milite Ignoto, simbolo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Dal Vittoriano all'Altare della Patria manteniamo vivo il ricordo di coloro che hanno contribuito all'unità nazionale. Sono due libri che possono sembrare distanti tra loro, anche se poi l'argomento che li accomuna è quello della Grande Guerra. Il primo libro è una storia dei reparti d'assalto. È un libro che è uscito in epoca Covid e quindi stiamo un po' recuperando quello che non abbiamo fatto in quel periodo, e racconta dal punto di vista e ufficiale e poi dei ricordi degli arditi quelli che è stata la storia dei reparti d'assalto durante la Grande Guerra. Quindi è il corpo militare circoscritto a quella che è stato il suo impiego nella Grande Guerra. Dopodiché abbiamo avuto un momento importante che è stato quello nel 2021 del centenario del Milite Ignoto, e quindi ho approfittato anche per non solo ripercorrere quello che è stato l'evento Milite Ignoto, che probabilmente è stato l'evento più partecipato nella storia d'Italia e a livello nazionale, ma anche quello che è il monumento che lo ospita, quindi il Vittoriano, la sua simbologia e il mutamento poi di quello che la popolazione come lo ha percepito nel tempo, quindi il suo mutamento da Vittoriano, quindi da monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, che ha unito l'Italia, il re che ha unito l'Italia, per diventare poi identificato con una sua porzione che è l'Altare della Patria, proprio lì dove è il Milite Ignoto, dove riposa ancora oggi il Milite Ignoto, fino ad arrivare poi alla fine ai nostri giorni, perché ai nostri giorni è un monumento comunque, che piaccia o non piaccia, un monumento vivo, dove la Repubblica celebra i suoi riti. Per realizzare questi libri, che tipo di ricerca viene fatta? Ma la ricerca per il primo libro, per tutti e due senz'altro, è stata una ricerca archivistica. E una ricerca che non va non solamente sulle fonti da parte dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che per quanto riguarda la Grande Guerra ovviamente è la base principale, ma questa volta ho voluto fare un passo in avanti e utilizzare anche le fonti di quelli che erano i quotidiani dell'epoca. E noi pensiamo che oggi, con tutti appunto i nostri quotidiani importanti a livello nazionale, ci sia una grande vasta aneddotica che viene divulgata, ma anche allora non era da meno, vi erano diverse testate giornalistiche di Roma, di Milano, che di Venezia, che soprattutto anche di Venezia molto importante, che riportavano questi avvenimenti, magari a volte anche piccoli avvenimenti, ma che danno il colore ad una storia che può sembrare fredda, ma che in realtà presenta tanti aspetti, tante sfaccettature, sia umane sia simbologiche, come quelle di un monumento che ognuno, chi viene a Roma lo vede e si presenta lì davanti, freddo di pietra, mentre in realtà dietro c'è una storia incredibile. E invece gli arditi come erano percepiti dal nemico, come erano percepiti però anche dalla gente? Gli arditi è un corpo molto particolare, un corpo tra l'altro che è legatissimo qui vicino Montegrappa, e uno su tutti il nono reparto delle Maggiore Messe. Era un corpo creato appositamente nel penultimo anno di guerra, nel 17, per cercare di rompere quella che era la tipologia di guerra, ossia l'assalto della trincea, che fruttava sempre molto poco guadagno di terreno e purtroppo moltissime perdite tra i nostri soldati, quindi cercare un nuovo metodo diverso di combattimento. È un corpo che è di volontari, perché sapevano spesso e volentieri andare incontro alla morte, ma è anche un corpo che è di una tipologia di soldato nuovo che è stato, si può dire, creato, inventato dal colonnello Bassi, e che aveva cercato non solo di modificare l'addestramento, sia l'addestramento quello materiale sia quello morale, ma anche come tipo di equipaggiamento, cioè lui aveva delle idee che veramente, avesse avuto i materiali di oggi, avrebbe creato qualcosa di incredibile per l'epoca. Quindi era veramente un corpo che era molto nuovo, molto moderno, che però praticamente nasce, assolve il suo fine proprio durante la Grande Guerra. Quello che viene dopo quello che ho messo nel libro, sono tutti i ricordi degli episodi della Grande Guerra che hanno visto gli arditi, come sono stati poi ricordati da quello che era l'Ardito d'Italia, ossia la testata della Federazione Nazionale degli Arditi d'Italia. Quindi
i ricordi di quelli che sono stati gli episodi che hanno visto protagonisti gli Arditi. Arditi che erano molto temuti ovviamente dai soldati austro-ungarici, perché sapevano che quegli Arditi avevano, proprio per questo addestramento anche morale, per questa propensione appunto diversa nell'assalto, avevano anche un modo diverso di combattere, molto più tranchant, si può dire. Spesso non si facevano nemici, non si facevano prigionieri, e quindi c'era molta, diciamo, si combattevano molto tra di loro.